Lo Zaia furioso. A Focus, ospite del direttore Luigi Bacialli, il presidente veneto parla in esclusiva su Rete Veneta dopo lo strappo di governo sull'autonomia e va subito al sodo. A fondamento della riforma c'è un popolo, c'è un referendum in cui sì hanno vinto con un plebiscito del 98% e Vicenza è stata la provincia dei record con un picco del 98,3% di voti favorevoli all'autonomia. Siamo andati al referendum, 2.328.000 veneti sono andati a votare. Avevamo il quorum, abbiamo fatto una battaglia paurosa per andare al referendum, perché adesso sembra addirittura adesso che sia capovolto il mondo, che il PD è diventato autonomista e gli altri no. Cioè, il PD ci ha impugnato la legge referendaria e ci ha mandato 13 mesi davanti alla Corte Costituzionale per bloccarci il referendum. Lo dico, lei sa che io non faccio mai polemiche politiche, però non tollero che si prendano in giro i cittadini. Il governo di prima ci ha impugnato la legge referendaria per evitare e per vietare ai veneti di andare al referendum. Il governo di prima ha fatto ricorsi, promosso ricorsi anche al TAR e li abbiamo vinti. Abbiamo avuto una sentenza ufficiale della Corte Costituzionale a nostro favore e il governo di prima alla fine cosa ha fatto? Ci ha addirittura vietato di utilizzare le tessere elettorali. Penso che in democrazia una roba così non sia mai accaduta, per dare l'idea che comunque non era un vero referendum. Quindi lezioni da questi proprio zero. Da quelli che ci sono oggi, anche qua avrei qualcosa da dire. Guardi, io sono inflessibile con tutti, anche col mio partito, però dico, se c'è una roba certa è che non ci sono tentennamenti da parte della Lega e di Salvini. Il problema è che abbiamo dei compagni di viaggio che ogni giorno ne hanno una. Quindi io dico, date subito corso a quello che c'è scritto in Costituzione, la firma dell'intesa tra il governo e la regione. Questo dice la Costituzione. E la Costituzione dice anche che la regione può chiedere 23 materie, esattamente quello che abbiamo chiesto. Non è che è diventato un totem quelle 23 materie, non è un totem. Però non posso neanche accettare di vedere ognuno che passa per strada o ha una telecamera davanti che dice ma sono troppe, ma ne vorrebbero un po' di troppe, ma forse è meglio meno. Cioè, ma non sei mica giovani marmotte qui, Oh! Ma poi me lo lasci dire, lei che ha un'esperienza, anche che ha avuto un'esperienza di vita negli Stati Uniti, non esiste che in un paese federale tu puoi gioire se un pezzo di paese va in malora, perché ti trascina giù. Certo. Cioè, se il Sud va in malora in un paese federale vuol dire che mi trascina giù anche quelli che vanno bene. Chiaro. Quindi vuol dire anche non conoscere il federalismo. Allora, premesso che nessuno vuole ammazzare nessuno, possiamo parlare di autonomia o no con questo governo? Questo è quello che dico io.